per 4-1 contro la Dilettanti Fas, che non era una partita facile, eravate pari classifica, però avete messo in chiaro le cose nel primo tempo quando non avete fatto giocare la squadra avversaria. Chiusa la pratica, forse avete un po' staccato la testa, abbiamo sentito il mister arrabbiarsi un po'. Sì, come facciamo noi di solito, e questo è un nostro difetto e dobbiamo migliorare molto su questo aspetto, perché non è possibile che giochiamo magari il primo tempo, facciamo un primo tempo spettacolare, 3-0 e tutto quanto, e poi al secondo tempo ricominciamo a indietreggiare un po', dobbiamo migliorare su questo. Comunque la prestazione della squadra in generale è stata ottima, e abbiamo giocato da squadra come abbiamo fatto sabato e come abbiamo provato a fare all'inizio anche martedì in Coppa, e non ci siamo riusciti e dobbiamo lavorare tanto su questo, e sono convinto che ci riusciamo perché i mezzi ce l'abbiamo e siamo una squadra molto forte e unita, e tutti insieme riusciremo sicuramente a toglierci belle soddisfazioni quest'anno. Allora, sicuramente in certi aspetti cambia. In certi aspetti cambia perché loro tecnicamente sono tutti e due molto bravi, ti fanno girare il pallone benissimo, sanno toglierti molte castagne dal fuoco e... Ma tanto tagli, spero che tagli, perché mi sono un attimo bloccato. Non ti preoccupare? È una partita molto dura perché tutti gli anni comunque ci sono delle scaramucce in campo, ma è normale, come succede in quasi tutte le partite. Cercheremo di essere più tranquilli possibile, perché se siamo tranquilli, l'abbiamo visto anche oggi, riusciamo a competere con tutti.